Allora, la storia di Decimo Pozzo inizia da qui, da questo colle di San Giorgio, un colle alto appena 17 metri sopra il livello del mare e che attesta e che documenta la presenza dell'uomo già dal 6000 a.C. Quindi abbiamo tracce del Neolitico antico, medio e recente, una continuità abitativa, quindi una sequenza culturale ormai documentata sino ai giorni nostri, senza alcuna soluzione di continuità. Ma soprattutto è importantissimo il ritrovamento di 13 spade e 6 pugnali in rame arsenicato che rappresentano i primi esempi di armi della Sardegna, ma forse di tutto l'intero Mediterraneo. Tutti questi pezzi sono oggi esposti al Museo Archeologico di Cagliari, unitamente anche ad altri ritrovamenti sempre del comune di Decimo Pozzo. Si tratta di un menhir proto-antropomorfo, ha 3 facce lavorate, con la faccia principale rivolta a est, mentre il terminale è ad ogiva. Risale con molta probabilità alla cultura di Ozieri I e non a caso proprio a breve distanza da questo sito in località Sugungiao de Marcu è stata ritrovata la nota statuina della Dea Madre in alabastro. Poco distanti, ad alcuni metri dal menhir Perdasì, si trovano 5 lastroni che potrebbero trattarsi a loro volta dei menhir e quindi facenti parte di un circolo megalittico insieme al menhir Perdasì, ma potrebbe anche trattarsi di lastre, alcune con coppelle, almeno 2 coppelle incavate, che potrebbero anche suggerire eventualmente anche altre soluzioni, quindi non necessariamente un menhir, ma potrebbe essere anche un dolmen o forse anche una tomba o l'ingresso di una tomba a corridoio. Allora, alle mie spalle è il nuraghe Ibas, un nuraghe completamente interrato, è possibile scorgere appena nel periodo magari primaverile, autunnale, è possibile scorgere la torre principale. Il nuraghe è segnalato comunque dalla letteratura archeologica, è un nuraghe che non è mai stato scavato, non è mai stato oggetto di nessun tipo di studio. È probabile da alcune immagini fatte appunto con un drone scorgere non solo un nuraghe semplice monotorre, ma forse scorgere almeno altre 2 o 3 torri che si addossano alla torre principale, tanto da far ipotizzare un nuraghe complesso di tipo trilobato. Ma tutto questo resta al momento un'ipotesi perché si tratta di un monumento straordinario, sicuramente anche per la sua imponenza, però un nuraghe che va assolutamente da studiare, da scavare il prima possibile. Il primo pavimento dell'edificio, costituito da frammenti di mosaico romano databile al III-IV secolo, danno una indicazione ipotetica di un edificio costruito in epoca bizantina, quindi agli inizi del VI secolo. Il fatto che sia presente anche un fonte battesimale dimostra che qui in questo edificio, nella chiesa di San Giorgio, veniva amministrato il battesimo. Quindi possiamo parlare di una delle prime chiese rurali del territorio cagliaritano in cui appunto veniva amministrato il battesimo. Si parla quindi di una chiesa battesimale rurale. In particolare in questa edicola seicentesca si conserva ancora la statua di San Giorgio a cavallo, anch'essa databile intorno alla metà del 600 o inizio del 700.
Alla fine del 1914 dei pastori desulesi si presentarono a Cagliari con del materiale che fecero vedere al sovrintendente Antonio Taramelli. Antonio Taramelli riuscì a vincere la diffidenza dei montanari, i quali speravano di avere dei profitti, e si fece accompagnare anche nel sito. Taramelli quindi dedica già in quell'anno uno studio ed elenca in modo dettagliato tutti i reperti ritrovati. Parliamo di circa 172-174 reperti più 12 kg di frustoli di rami e pannelle. Nel 1915 Taramelli riesce a farsi accompagnare comunque sulla collina, quindi visita il sito e in una successiva pubblicazione, quella del 1918, descrive esattamente il sito del ritrovamento, descrive quindi questo ripostiglio che è un contenitore in terracotta molto grande, all'interno del quale c'è un altro più piccolo, che si trova in una struttura rettangolare o ellittica di circa 2 metri per 4. Descrive anche questa pietra che serviva, questa sorta di menhir, la cosiddetta rocca de Suvara, che serviva come segnale per individuare il ripostiglio, e descrive, riporta anche con dei disegni il nuraghe che si trova nella cima del colle. Nel 1921 Taramelli riprende tutto questo materiale e lo classifica in modo dettagliato. Oggi è possibile vedere la maggior parte di questi reperti nel Museo Archeologico di Cagliari.